è nel sonno per Don Davide Schiavone, da 15 anni, direttore della Caritas di Treviso. A trovarlo esanime a letto Don Adelino lo aspettavano per la messa a San Pio X. Centinaia di messaggi per ricordare Don Davide, anima della Caritas diocesana. Eri sempre con gli ultimi, un esempio di cui la Chiesa deve essere grata. 18enne si fa prestare la moto ma esce di strada, cade rovinosamente e morirà poco dopo. Altri 3 incidenti in provincia, un'anziana investita a Riese Pio X davanti al cimitero. Eccessi ad Halloween, decine di giovanissimi ubriachi soccorsi dalla polizia, tante chiamate al pronto soccorso, 2 minorenni in coma etilico. Ladri con il macete tentano irruzione in una casa ma vengono sorpresi dai vicini che cercano di inseguirli e riescono a scappare. Paura in via Marmolada a Camalò di Povegliano. La morte non va rimossa banalizzandola o temendola. La morte è un momento della vita, così il patriarca Moraglia oggi in cimitero a Mestre per la celebrazione di Ognissanti in diretta su Antenna 3. La destra si spacca sulla legge sul fine vita dopo la proposta di legge di iniziativa popolare. In Consiglio approda il DDL Valdegamberi-Finco che divide la Lega. Buonasera, ben ritrovati. TG Treviso in diretta, in apertura. Il triste lutto per la comunità trevigiana intera. Questa mattina è stato trovato senza vita Don Davide Schiavone, da 15 anni era alla guida della Caritas di Treviso. Sgomento tra le tante persone che hanno lavorato al suo fianco, accanto a lui, per costruire davvero un simbolo di carità e di devozione per gli ultimi. Vediamo. Davide era un uomo buono, intelligente, capace, un buon prete, era il direttore della Caritas di Treviso ed era anima e corpo in questa sua missione, sempre svolto con questa compresenza di bontà, fermezza, intelligenza e penso anche per il poco tempo che sono qui posso davvero dire un amico. Una notizia che lascia sgomenti, di quelle cui risulta difficile credere, che ha gettato nella disperazione l'intera comunità ecclesiale. Questa mattina Don Davide Schiavone, per anni anima e direttore della Caritas trevigiana, si è spento nel letto della casa di Via Venier, quel luogo di ascolto e carità che con forza e dedizione ha contribuito ad erigere per la città. Lo aspettavano per celebrare messa a San Pio X, ma in chiesa non è mai arrivato e così Don Adelino è venuto qui a cercarlo. Sono venuto a cercarlo alla Caritas e dopo aver fatto una serie di peripezie sono entrato e l'ho trovato così. Per me era già morto, poi ho chiamato i medici e mi hanno confermato. Ieri avevamo pranzato assieme ed era serenissimo. E sono questi i numeri a celebrare Don Davide, l'accoglienza ai bisognosi per i quali c'era sempre in Caritas una doccia calda e un pasto, un letto all'occorrenza, le lacrime e gli abbracci dei suoi fedelissimi, operatori e ragazzi che in Caritas a fianco di Don Davide realizzavano la missione di essere ambasciatori dell'amore di Dio. Salito al cielo nel giorno dei santi, si sente dire tra il via vai di persone, sì, perché lui era un santo. Nominato Trevigiano dell'anno, Don Davide era originario della parrocchia del Duomo di San Donà. Con il progetto Penelope aveva dato sostegno agli imprenditori in difficoltà per cercare con loro delle soluzioni e dare loro nuove prospettive di vita, vicino agli immigrati, ai senza tetto, a tutti. Impegnato contro l'emergenza sfratti, preoccupato per le nuove fragilità della società contemporanea. Così parlava dei poveri. Non solo per condividere il cibo, ma anche con il condividere il desiderio che da queste maglie della povertà, ecco, insieme si esce, insieme si cammina e insieme soprattutto, ecco, dalle persone che sono in difficoltà, che sono povere, si può imparare molto. Il 26 marzo di quest'anno con i suoi ragazzi aveva inaugurato Casa Giauo, uno spazio in cui poter stare, sostare, indagare desideri e bisogni dei giovani, un progetto che ora toccherà ai suoi portare avanti. La fede per chi ce l'ha non dà i superpoteri e non toglie il dolore, dà però una prospettiva diversa, ma quella viene, quella ci sostiene anche adesso e quella ci dice di starci accanto e di volerci bene. La notizia della morte di Don Davide si è diffusa solo nel pomeriggio sui social. Da subito centinaia di messaggi di affetto rivolti al direttore della Caritas trevigiana. Un bel volto di chiesa di cui essere grati, scrive Adriano Bordignon, presidente del Forum Nazionale delle Associazioni Familiari.
Ciao Don Davide, sempre con gli ultimi, scrive l'ex sindaco di Treviso. Giovanni Manildo, eccoli i post che vi ho appena letto, li potete vedere. Giovanni Manildo, come dicevamo, poi con Don Davide abbiamo affrontato varie emergenze nel territorio, in lui ho sempre trovato grandissima disponibilità, mancherà tantissimo alla nostra comunità, così il sindaco Mario Conte, che conclude: mi ha insegnato tanto e continuerà a farlo, perché ciò che conta e ciò che resta è l'esempio che è riuscito a dare. È venuto a mancare il mio amico Don Davide, figura di grande equilibrio e dialogo, scrive Abdallah Kesraji, rappresentante della comunità musulmana trevigiana. Proprio nel giorno della festa dei Santi hai concluso la tua missione, si sentirà la tua mancanza. Don Davide, scrive Carlo Rapicavoli, direttore generale della provincia di Treviso. Ma sono davvero tanti messaggi arrivati sui social network per celebrare e ricordare quanto Don Davide ha fatto per la nostra comunità. Ma continuiamo con la cronaca, dobbiamo darvi una notizia tragica, la morte di un ragazzo che avrebbe compiuto tra poco 19 anni, Daniele il suo nome, di Castello Roganzuolo. Parla il vice sindaco di San Fiori. Il ragazzo avrebbe preso in prestito la moto ad un amico per sbattere rovinosamente contro un cancello. È morto poco dopo, prima di arrivare in ospedale. Si era fatto prestare la moto da un amico, poi la corsa all'ebbrezza della due ruote. Ad un tratto Daniele, 18 anni, ha perso il controllo ed è finito contro un marciapiede, poi a terra. Una tragedia avvenuta nel pomeriggio in via Galileo Galilei, nella zona industriale di San Fior. Immediatamente gli amici hanno dato l'allarme. Sul posto l'automedica, l'ambulanza e l'elicottero del suo M118. Per oltre 20 minuti il ragazzo è stato rianimato sul posto. Hanno tentato l'impossibile i sanitari per strappare Daniele alla morte. Il cuore del ragazzo, prima di arrivare all'ospedale di Conigliano, ha cessato di battere. Sul posto è giunto anche il vice sindaco di San Fior, Luigi Tonetto. È una strada dove spesso si ritrovano i motociclisti, si danno appuntamento tramite social e poi qui vengono a correre. Ci sono delle esibizioni di questi ragazzi, tipo raduno di diverse moto, e fanno queste attività, una via Galilei lì nella zona industriale di Castello Roganzuolo, e probabilmente questo ragazzo ha perso un po' l'equilibrio, è caduto e ha battuto la testa. Più volte l'amministrazione aveva segnalato questo problema. Noi come amministrazione già da diverso tempo abbiamo fatto la segnalazione alle forze dell'ordine, dove ci hanno dato massima collaborazione, però è fatica a individuare il giorno che loro si trovano e quindi si fa un po' fatica a dire interveniamo. La dinamica del grave sinistro è al vaglio della Polizia Stradale di Vittorio Veneto. E poi ci sono 6 persone che sono rimaste ferite in un incidente stradale, uno scontro avvenuto a Castelfranco Veneto nella circonvallazione est. Nessuna fortunatamente versa in gravi condizioni. A scontrarsi frontalmente una Toyota Prius e una Ford Fiesta, con all'interno una coppia e una famiglia di 4 persone. L'impatto violento è avvenuto poco prima del centro commerciale I Giardini del Sole. Nell'impatto la Prius è finita nel fossato adiacente alla circonvallazione, mentre la Fiesta ha terminato la sua carambola. Nell'altra carreggiata immediata la chiamata dei soccorsi. Sul posto le ambulanze partite da Castelfranco e Montebelluna. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e per eseguire i rilievi che serviranno per ricostruire la dinamica dell'incidente. A Riese Pio X, poco dopo, una donna anziana è stata investita mentre attraversava la Castellana. Nella caduta ha riportato un trauma cranico, ma non è fortunatamente in gravi condizioni. A Morgano, in via Ongaria, un'auto invece è uscita di strada ed si è capovolta. L'incidente è avvenuto intorno alle 14:30, un ragazzo di 22 anni di Trebaseleghe è ferito. Il giovane non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. E poi la cronaca ci porta a Camalò, dove dei ladri hanno tentato di entrare all'interno di un'abitazione. Erano entrati esattamente un anno fa, proprio nella notte di Halloween. Avevano un macete con sé, sono stati rincorsi, inseguiti dai vicini. Abbiamo prima inseguiti un po' e abbiamo, per un pezzo li abbiamo proprio corso dietro, però dopo sono scappati. Sì. Avevano un'arma? Avevano un macete, un coltello grande così in mano.
Ci hanno provato a prenderli i ladri che ieri sera alle 20 si sono introdotti in questa abitazione in via Marmolada a Camalò di Povegliano. Erano in 3, racconta chi è intervenuto incappucciati. Il primo si è dileguato subito, gli altri 2 rincorsi sono spariti tra i campi. Sono passati da qui, dal retro delle bifamiliari, entrando nel giardino di una casa ora disabitata per puntare poi all'obiettivo, l'abitazione al centro, razziata esattamente un anno fa, proprio nella notte di Halloween. La famiglia residente qui ieri sera era dai parenti di fronte per festeggiare il compleanno della nipote più piccola. Chi ha visto per primo i ladri arrivare è stato un residente al primo piano della palazzina di fronte. Con una torcia ha cercato di spaventarli. Una manciata di secondi, racconta, e i ladri erano dentro casa. È gente che sa, che conosce anche la casa, siccome non è la prima volta che passano da loro, è quella casa là in mezzo. Allora adesso loro vivono con la paura, ma tutti adesso viviamo con paura, anche perché hanno detto che avevano un macete così in mano, quindi ci sono i video, hanno fatto vedere il video i vicini là. Il macete ripreso dalle telecamere di sorveglianza installate proprio dopo l'ultimo furto di un anno fa. Telecamere che i ladri hanno poco dopo oscurato. La zona è presidiata dal controllo di vicinato che ieri sera con il tam tam tra le famiglie ha funzionato. Sul tentato furto ora indagano i carabinieri. Restano però i danni ai serramenti e la paura che c'è tra i residenti. Brutto perché io sono abituata ad andare via lasciando anche aperto. Io non chiudo, se vado via mezz'ora non sto a chiudere, lascio tutto aperto. Adesso mi dispiace perché questa cosa qua mi fa mettere un po' di più ansia. La situazione qua è un po' delicata, diciamo. Non dormi più la sera perché ti c'ha paura e qualsiasi rumore dopo ti svegli, anche un tombino della strada ti svegli. Ancora una notte di furti nella Marca, da Conegliano a Volpago, da Ponzano a Roncade, da Preganziol a Mogliano, bande di ladri in azione soprattutto nella notte di Halloween. Massima attenzione da parte dei carabinieri. Sentiamo. Furti in abitazioni, nei ristoranti, nei negozi. Un fenomeno in continua crescita che allarma e preoccupa. Colpi a raffica di bande senza scrupoli. Non importa se i proprietari siano all'interno o meno. I ladri fanno irruzione. Questo periodo poi, che si avvicina sempre più alle festività natalizie, di certo non aiuta. L'attenzione da parte dei carabinieri è massima. H24, le pattuglie dell'Arma girano nel territorio. La notte scorsa è stata difficile sul fronte dei furti. Ci sono stati svariati episodi, però è il periodo che veramente richiede la nostra massima attenzione, perché anche così negli anni scorsi questi periodi appunto che sono immediatamente successivi al cambio dell'ora e quindi a un accorciamento delle giornate, al fatto che per forza di cose insomma i cittadini debbano magari assentarsi da casa anche quando ormai è buio e quindi l'oscurità, e quindi diciamo così che sicuramente facilita le azioni di questi malviventi. Ripeto, l'impegno dell'Arma e delle altre forze dell'ordine è sicuramente massimo. È fondamentale, spiega il tenente colonnello Turrini, la collaborazione dei cittadini. Ciò che mi sento di dire oggi è veramente quello di fare un appello a tutti i nostri trevigiani, a tutti i residenti nella provincia, per segnalare veramente ogni dato, ogni informazione di cui appunto vengano in possesso. L'autovettura sospetta, l'aggirarsi di soggetti che usualmente non si vedono nel nostro quartiere, un numero di targa, sono informazioni utilissime e ogni informazione viene analizzata, poi sta a noi appunto verificarla, però ecco, di farlo senza timore. Una segnalazione fatta in maniera tempestiva potrebbe permettere di bloccare un furto in abitazione o in un locale. Intanto nelle ultime ore molte segnalazioni di irruzioni un po' ovunque nella Marca. Conegliano, Volpago, Roncade, Preganziol, Mogliano. I comuni hanno potenziato i sistemi di videosorveglianza, ma questo non sempre sembra scoraggiare i malviventi. E poi ci sono diversi accessi nella notte di Halloween al pronto soccorso, soprattutto ragazzi che hanno bevuto troppo.
Ben 15 ragazzini sono finiti in ospedale nella notte di Halloween, molti di loro sono minorenni. 2 giovani sono arrivati in pronto soccorso in condizioni gravi, in coma etilico. Insomma, non più feste dove ballare e divertirsi, ma ritrovi dove bere tanto da rischiare anche la vita. Dopo la mezzanotte, centralino rosso al SUEM 118 con ambulanze che hanno corso per soccorrere i ragazzi da una parte all'altra della città. Una decina sono stati portati al Cafoncello, altri 3 ragazzi sono stati soccorsi negli ospedali di Castelfranco Veneto e Montebelluna, 2 al pronto soccorso di Conegliano. Un vero e proprio bollettino di guerra, ha commentato Francesco Benazzi, direttore generale dell'Ulse 2. Ai giovani bisogna far capire che ci si può divertire anche senza sballarsi. Per prima cosa voglio ringraziare tutti gli operatori del SUEM 118 che sono stati impegnati tutta la notte per prestare soccorso a chi ne aveva bisogno. Divertirsi così, termina, non ha alcun senso. E a proposito di ragazzi, veniamo all'aggressione del 12enne accerchiato e picchiato da alcuni coetanei, una vicenda che ha destato shock in città. Appena i genitori presenteranno la querela, scatteranno le indagini. Tutto è avvenuto durante la ricreazione in una scuola media di Treviso. La vittima, un ragazzino di soli 12 anni che è stato portato in ospedale per essere medicato. A soccorrerlo alcuni insegnanti che hanno chiamato l'ambulanza del 118. Una vicenda che dovrà essere chiarita. Sono stati poi i genitori ad allertare la centrale operativa della Polizia Locale di Treviso. E ieri in tarda mattinata i genitori di questo ragazzino hanno chiamato il comando e più precisamente la centrale operativa, denunciando questo fatto, questa sorta di aggressione e chiedendo cosa fare. Naturalmente la centrale operativa ha spiegato che senza la presentazione di una querela presso un organo di polizia giudiziaria, quindi può essere la polizia locale come carabinieri di polizia di Stato, non si possono avviare le indagini. Spetterà alla famiglia del 12enne valutare se presentare la querela in modo da permettere le indagini e chiarire una vicenda che ha lasciato sotto shock insegnanti e ragazzi. Piccola la vittima, della stessa età gli aggressori. Secondo la versione dei genitori, il ragazzino sarebbe stato accerchiato e picchiato. I motivi sono tutti da accertare, da chiarire anche se tra vittima ed aggressori ci siano stati in passato altri episodi violenti. Qualora la querela venisse sporta in comando a Treviso, saranno sicuramente i primi ad essere sentiti, la preside, la dirigente e naturalmente gli insegnanti se hanno assistito a questo fatto sicuramente di una certa gravità. Verranno anche ascoltati i ragazzini, ovviamente, spiega il comandante, vista l'età giovanissima in un ambiente protetto. È un fatto che sicuramente preoccupa perché già preoccupano le risse quando avvengono in area pubblica, in strada. Figuriamoci quando le risse iniziano, adesso vedremo se è effettivamente una rissa o una semplice colluttazione tra 2 ragazzi, quando viene in un ambiente vigilato come la scuola, dove è naturalmente una palestra di vita, una palestra di educazione. Siamo al maltempo, era stato annunciato, ed attenzione perché è in arrivo una nuova ondata di piogge abbondanti con raffiche di vento, diramata l'allerta rossa, Friuli Venezia Giulia, ma anche zona pedemontana e montana. Sentiamo l'assessore regionale Bottacci. Protezione civile è già operativa, la nuova ondata di maltempo è in arrivo. Tra giovedì e venerdì sono previste piogge abbondanti e raffiche di vento, fiumi sorvegliati speciali. L'attenzione rimane massima e anche in considerazione del fatto che precipitazioni come quelle che sono già avvenute sopra un terreno che è già stato provato appunto dall'evento appena trascorso, ovviamente qualche problemino lo potrebbe creare. Le precipitazioni previste riguardano soprattutto, come per le ore scorse, la zona pedemontana e montana. Questo però, spiega l'assessore, comporta dei problemi nei corsi d'acqua che successivamente attraversano la pianura. Ci approcciamo a questo secondo evento con lo spiegamento di mezzi uomini come abbiamo fatto nel primo evento, cercando di essere pronti a fronteggiare eventuali situazioni che dovessero presentarsi. L'assessore Bottacci poi tiene a precisare come sia cambiata la situazione durante queste piogge abbondanti rispetto al passato. Se oggi abbiamo riscontrato dei problemi poco rilevanti, è grazie alle opere che sono state realizzate nel corso di questi anni, oltre 2 miliardi di euro di opere di difesa del suolo realizzate da parte della Regione. Ci sarà un ulteriore evento nel fine settimana tra sabato e domenica, ma sembra meno rilevante. Il consiglio è quello per chi abita nelle zone maggiormente colpite di non spostarsi da casa se non per necessità, non solo. Assolutamente vietato quando ci sono precipitazioni piovose rilevanti, sostare negli interrati e sostare nelle zone prossime ai corsi d'acqua, quindi sugli argini, sopra i ponti,
questo è assolutamente da evitare perché è pericoloso. E a proposito, torniamo al vicino Friuli Venezia Giulia. È stata disposta la chiusura delle scuole per 2 giorni, stop al trasporto pubblico proprio per allerta meteo rossa, quindi attenzione per l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile che ieri sera ha perlustrato con i suoi volontari il territorio per il maltempo che invece si è abbattuto proprio sulla Marca Trevigiana. Vediamo. L'ondata di maltempo che ha colpito le ore scorse ha fatto scattare il piano di emergenza. I volontari della Protezione Civile non si sono fermati mai, hanno controllato ogni zona a rischio per tutta la notte, hanno sorvegliato soprattutto gli argini dei fiumi, attenzionata maggiormente l'area golenale a Zenson di Piave. Noi li abbiamo raggiunti la sera quando stavano per partire. Tutta la notte, ogni 2 ore faremo un giro di controllo con il nostro mezzo, torcia, faremo il giro e controlleremo. Si tratta del gruppo di San Biagio di Callalta, una ventina di persone che si sono date il cambio. Noi siamo sempre reperibili dall'inizio dell'allerta con l'apertura del COC e dopo fino al cessato allarme. Oltre a controllare, i volontari passano nelle abitazioni che si trovano nell'area golenale per allertare, avvertire ed informare i residenti. Con i cittadini, ci spiega questo volontario, c'è massima collaborazione. Attrezzati, gli uomini della Protezione Civile ci spiegano come vengono utilizzati alcuni macchinari. Questo qui è un motore che serve per azionare le chiuse nella fase di apertura e chiusura. Invece di farlo a mano, viene incastrato all'interno del perno. Questa qui è la sicura, viene sigillata, o meglio chiusa così, attaccata alla chiusa e apriamo e chiudiamo all'occorrenza. Poche ore e scatterà la nuova allerta, i volontari sono già pronti. La celebrazione di Ognissanti, il patriarca Francesco Moraglia, come da tradizione oggi alle 15, ha celebrato la messa al cimitero di Maestre nell'oratorio di Santa Maria della Consolazione, la chiesa nuova del Camposanto della città. La prima funzione senza il compianto Don Armando Trevisiola, il quale è andato oggi il pensiero di tutti. L'appello di Moraglia: non esorcizzare o banalizzare la morte, anche se non esplicitato, accostabile facilmente alla festa di Halloween. Si arriva alla morte tutti in modo differente e dipende da come abbiamo vissuto. Ha detto: la morte non è una sorpresa. Così come vivi, morirai. La morte fa parte della vita. Noi confidiamo nella grazia del Signore che ci accompagna con mani materne e paterne, ha detto a chi lo ascoltava. Alla fine della celebrazione poi la benedizione delle tombe al cimitero di Mestre. E la celebrazione di Ognissanti, ma anche quella dei defunti, nelle parole del patriarca di Venezia, che vi facciamo ascoltare. Per noi credenti questa festa significa andare all'essenza della nostra fede, perché l'essenza della fede è la vita di Dio, e la vita di Dio è la santità. Quindi sottolineiamo sempre che la Chiesa non celebra astrattamente la virtù della santità, ma i santi concreti. I santi concreti che ci richiamano all'essenziale della nostra fede. Una celebrazione che si intreccia con la commemorazione dei defunti. Il significato è quello anche qui di andare all'essenza della nostra fede, perché la nostra fede inizia con la risurrezione di Cristo. E quindi la morte non è per il nulla, la morte è per la pienezza della vita. Quindi tutto quello che riguarda il culto dei morti e dei santi va inteso in modo integrale, perché sennò la morte da sola spaventa, diventa la celebrazione delle tenebre, dell'oscurità, si cerca di esorcizzarla e non ci si riesce, la si banalizza molte volte, e invece la risurrezione, la santità, la vita eterna ci aiuta a essere più reali e concreti anche nella vita di tutti i giorni. Infine, un pensiero per i bambini. Ma io direi che i nostri bambini hanno bisogno di esempi e hanno bisogno di strumenti che rendano loro vicini i santi. Quindi do un'indicazione che può sembrare anche semplice e banale, ma credo che invece corrisponda molto alla mentalità del bambino.
E io ricordo, ho un bel ricordo di quando ero bambino dei fumetti dei santi, Don Bosco, Don Orione, San Luigi Gonzaga, Madre Teresa di Calcutta potrebbero diventare veramente dei soggetti che appassionano anche attraverso l'arte, diciamo, del fumetto i nostri bambini. La tradizionale messa cantata in cattedrale, torniamo a Treviso con la celebrazione di Ognissanti. Nell'omelia il vescovo Monsignor Michele Tommasi ha fatto un passaggio sul bisogno di proteggere e preservare la terra in cui abitiamo e una riflessione sulla pace. Questo è il messaggio delle Beatitudini. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo parte del creato, siamo persone che hanno una dignità infinita, ma siamo legati a tutto il resto e dobbiamo prendercene cura, anche perché sennò poi è difficile che la natura si prenda cura di noi. Il grido della terra e il grido dei poveri vanno ascoltati tutti e due. La terra come un dono e non un possesso, la pace come qualcosa che Gesù ha insegnato a conquistare, la fede nella fiducia che Dio ha vinto la morte. Dal pulpito della cattedrale di Treviso il vescovo Monsignor Michele Tommasi abbraccia i fedeli nel giorno di Ognissanti, invitandoli a salutare i loro cari defunti con la certezza che questi hanno trovato la vera pace in Dio. La prima lettura con il libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, San Giovanni che ritorna anche nella seconda lettura, e poi il Vangelo secondo Matteo, il racconto di quando Gesù salì sul monte a predicare. Beati i poveri, disse, perché loro è il regno dei cieli. Abbiamo un anelito nel cuore, un profondo anelito di gioia, di pace e di serenità, ma siamo anche capaci di tanta cattiveria, di una brutalità che sembrava non essere più possibile, ma vediamo che c'è nel cuore degli uomini. Ecco, Gesù ci insegna che per smettere con la violenza dobbiamo iniziare noi e dobbiamo credere che siamo capaci di interrompere le piccole e grandi spirali di violenza nella nostra vita. Domani, giovedì, in cattedrale alle ore 10 il vescovo presiederà la celebrazione eucaristica in suffragio di tutti i defunti, ricordando in modo particolare i vescovi di Treviso che sono mancati. Siamo alla legge sul fine vita, si infiamma il dibattito in Consiglio regionale e la Lega si spacca. Si è spaccata anche ieri sera in una discussione a Ring. Rimango un po' allibita, nel senso che sta storia che apriremo, c'è la possibilità che una regione o l'Italia apra la strada dei suicidi come in Olanda è un'affermazione assolutamente vergognosa. Il dibattito in Consiglio regionale sul fine vita si infiamma anche sul Ring di Ferdinando Avarino. L'alternativa al testo, proposta di legge di iniziativa popolare forte di 9.000 firme raccolte e depositate, che per la prima volta porta una regione italiana ad esaminare un progetto di legge sul suicidio assistito, arriva in Consiglio con un altro testo presentato dal consigliere Valde Gamberi in asse con Finco. Un tema che una sentenza della Corte Costituzionale riporta d'attualità e che di fatto divide la destra del Veneto. Credo che i tempi siano assolutamente maturi per poter affrontare questo tipo di tema, per cui sì, sono d'accordo con Zanoni. Sono per l'accompagnamento della persona alla sua morte naturale e di conseguenza su questo vanno incrementate tutte le cure palliative che sono ancora forse troppo scarse rispetto a quello che necessitano. Noi dobbiamo fare in modo che chi si trova in difficoltà venga sentito, si senta apprezzato per quello che è e abbia il gusto di vivere comunque anche nella malattia, anche nella difficoltà. Questo dobbiamo lavorare, per questa cultura dobbiamo investire nella nostra regione. Cure palliative, assistenza sanitaria, divieto di eutanasia omissiva e commissiva è il progetto di legge in risposta a quello pro eutanasia. Laura Cestari, eletta in lista Lega, crea l'asse con il capogruppo Villanova che per la prima volta parla di diritto di libertà di scelta secondo coscienza. Un dibattito divenuto scontro in Consiglio, acceso ancora prima che il testo sul suicidio medicalmente assistito approdi in Commissione. 9 anni dopo la sottoscrizione del primo documento, il Consiglio Comunale di Jesolo ha rinnovato la collaborazione con la Città della Speranza impegnata nella ricerca per la lotta alle patologie infantili.
È stata approvata all'unanimità la prosecuzione del gemellaggio tra la città isolana e la fondazione che dal 1994 raccoglie fondi da destinare alla ricerca sulle malattie dei più piccoli e sul territorio veneto per la realizzazione dei reparti di degenza e dei hospital all'oncoematologia pediatrica della clinica pediatrica di Padova. Questo documento impegna i comuni che lo sottoscrivono a far crescere nei cittadini la consapevolezza che è un obbligo civile donare risorse e tempo a sostegno di chi ha bisogno, dimostrando inoltre il proprio sostegno ai principi di solidarietà, impegno e disponibilità. Il nuovo legame prevede che il Comune promuova degli incontri nelle scuole, con l'appoggio di associazioni no profit, nonché un incontro annuale con tutte le associazioni benefiche operanti nel territorio e con il coinvolgimento della comunità. Ci fermiamo pochi secondi di pubblicità, tra poco. TG Treviso, ben ritrovati al via da sabato 4, la 19ª edizione di Viva Voce Festival, la prima kermesse di musica a cappella in Italia. Abbiamo in programma un percorso che spazia in tutti i generi, dal pop al jazz, al rock, alla comedy, una varietà di gruppi, una varietà di artisti veramente incredibile. Abbiamo artisti che arrivano dagli Stati Uniti, dalla Germania, dalla Spagna, dall'Ungheria, dall'Italia naturalmente, a dimostrare ancora una volta come con la voce si possa effettuare e realizzare qualunque genere musicale. Solo voci, nessuno strumento musicale. 5 serate e 7 concerti totali dal 4 novembre al 2 dicembre ospitati all'Auditorium di Sant'Artemio a Treviso. Noi abbiamo una grandissima tradizione di canto corale principalmente, sia profano che sacro. A questo si mescola certamente la tradizione, diciamo, canora dei gruppi vocali. In questo si inserisce un po' il genere a cappella così contemporaneamente interpretato da questi artisti. Festival che è giunto a compiere quasi 20 anni e che rientra pieno nel programma culturale di Treviso, candidata Città della Cultura 2026. Il nostro dossier si basa anche sulla rete dei festival. Viva Voce Festival fa parte della rete dei festival, che è una rete straordinaria, unica in Italia, che ci consente di avere 365 giorni di cultura all'anno, e quindi certamente il canto a cappella fa parte del nostro dossier, anche perché ricordo che Treviso e il Veneto hanno una grande tradizione di coralità e di canto a cappella. E siamo alla notte di Halloween, come da tradizione a divertirsi sono soprattutto i bambini, streghette, mostri, vampiri, fantasmi, alla ricerca di caramelle e dolcetti. Noi siamo andati in piazza Zensona, dove li abbiamo incontrati già carichi di dolciumi. Sì, li stiamo portando a fare scherzetto dolcetto per le vie qui di Zensona. Che dolcetti vi danno? Mi mostrate qualcosa? Goleador, ciupa ciupa. Allora spiegatemi un po', da che cosa siete vestiti allora? Io da mercoledì Addams. Ecco, e tu da che cosa sei vestito? Da strega. Da strega addirittura? Sì. Vuoi fare paura? Sì. E c'è chi non apre la porta? Sì, non l'apre. E allora cosa fate a quel punto? Andiamo via e ce ne andiamo su un'altra casa a mangiare dolcetti. Quindi insomma adesso andate avanti tutta la sera? E lei? Sì. Con il saluto dei bambini noi ci fermiamo, grazie per essere stati in nostra compagnia, siamo come sempre alle previsioni del tempo, una buona serata in compagnia di Antenna 3, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. Bentrovati al meteo. Il maltempo caratterizzerà anche il ponte di Ognissanti e il 2 novembre per proseguire anche successivamente. Vediamo intanto il dettaglio di giovedì. Sul Veneto tempo come detto perturbato con cielo piuttosto nuvoloso, avremo precipitazioni intermittenti al mattino, più diffuse e più consistenti nel corso del pomeriggio sera con rovesci e locali temporali. Attenzione a possibili fenomeni intensi, dunque prestare la massima prudenza. Temperature stazionarie minime sugli 8-10 gradi, massime invece comprese tra 12 e 18 gradi all'incirca.
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà coperto con piogge moderate e abbondanti. Dalla sera ulteriore peggioramento con scirocco forte sulla costa e possibili mareggiate. Anche sui monti piogge molto intense e vento forte. Temperature minime tra 10 e 11 gradi, massime sui 16-19 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove le precipitazioni saranno piuttosto diffuse, intense e persistenti dal pomeriggio. Temperature minime intorno ai 7-9 gradi, massime sui 17-18 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura.